Anna Felice era una bambina piena di vita, sempre con un sorriso radioso e uno sguardo profondo e luminoso. Viveva con la sua famiglia in una casa modesta a Veroli, un paese sereno e incantato tra le colline. Suo padre era un uomo laborioso, sempre impegnato nella sua fabbrica, mentre sua madre, dolce e affettuosa, si prendeva cura di tutta la famiglia. Anna era la terza di 9 figli e la loro casa, sebbene semplice, era sempre piena di voci e risate. Un giorno, quando Anna era ancora piccola, il destino decise di metterla alla prova. La famiglia subì una grave perdita. Suo padre, a causa di una disgrazia, perse ogni cosa e nello stesso periodo sua madre, troppo affaticata e provata dalla vita, lasciò questo mondo. Anna sentì il cuore spezzarsi in 1000 pezzi. Rimase lì, piccola e fragile, a guardare suo padre diventare un uomo silenzioso, piegato dal dolore e dalla delusione. Anna capì subito che non poteva restare a guardare. Anche se era solo una bambina, il suo cuore era grande e pieno di forza. Così si fece coraggio e si mise al lavoro. Trovò una famiglia vicina che le permise di lavorare da loro e ogni giorno portava a casa quel poco che guadagnava per sostenere i suoi fratelli. Diventò per loro non solo una sorella, ma anche una madre e un padre. Li accudiva, li sfamava, li faceva ridere quando le ombre del passato diventavano troppo pesanti. Il suo cuore, già allora, brillava di una luce speciale, una luce fatta di amore puro e di sacrificio. Col tempo, mentre i suoi fratelli crescevano e prendevano la loro strada, Anna si sentì chiamata verso qualcosa di più grande, qualcosa che sentiva vibrare nel profondo della sua anima. Un giovane ricco, venuto da un paese vicino, la corteggiava e le offriva una vita sicura e agiata. Ma il cuore di Anna era altrove. Decise di rinunciare a quella proposta, sentendo dentro di sé che il suo destino non era quello di sposarsi, ma di servire qualcosa di più alto. Così, un giorno, con il cuore pieno di emozione e speranza, Anna entrò nel convento delle Benedettine a Veroli. Lì prese il nome di Maria Fortunata, come a voler segnare l'inizio di una nuova vita, una vita dedicata alla preghiera e al lavoro umile. Ogni giorno, dall'alba al tramonto, Maria Fortunata si dedicava con amore alle sue mansioni. Poteva sembrare una donna semplice, impegnata in lavori modesti, ma dentro di lei ardeva un amore infinito, un amore per Dio e per ogni piccola creatura del mondo. Il suo cuore era talmente puro che chiunque la incontrasse restava incantato dalla sua dolcezza. Passava le sue giornate in silenzio, pregando e lavorando, senza mai cercare lodi o attenzioni. Anche quando veniva assegnata a lavori più duri, come quello di assistente infermiera o di guardiana, Maria Fortunata non si lamentava mai. Anzi, vedeva in ogni mansione una nuova opportunità per avvicinarsi a Dio, per donare a Lui ogni sua fatica, ogni suo respiro. I giorni si trasformarono in anni e gli anni in decenni. Maria Fortunata visse così per tutta la sua vita, senza mai distogliere il cuore dal suo amore per Dio. La sua spiritualità era semplice e sincera, come quella di un bambino che guarda il cielo con meraviglia. Non cercava grandi gesti, non desiderava onori, ma solo la pace di una vita vissuta con umiltà e dedizione. Alla fine, quando il suo cammino terreno giunse al termine, Maria Fortunata lasciò questa terra così come aveva vissuto,
in silenzio, con un sorriso pacifico e un cuore colmo d'amore. Non fu mai famosa, non compì gesti straordinari, ma proprio nella sua semplicità e nella sua dedizione divenne un esempio di grandezza e umiltà. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.